Accatastate, impilate, incelofanate tonnellate di pellet irregolari pronte per la vendita sul mercato e stipate nei magazzini di aziende vicentine tra Caldogno, Torre Belvicino, Zanè e nei punti vendita di una SPA attiva in tutto il nord-est, a Schio e nel Trentino Alto Adige. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno sequestrato d'urgenza 384 tonnellate di pellet del valore commerciale al dettaglio di circa 107.000 euro, materiali le cui certificazioni di qualità sono risultate contraffatte, marchi e denominazioni di origine false messe in vendita in violazione del codice del consumo, indicazioni fondamentali per garantire la qualità e la non nocività del prodotto. Pellet certificato come proveniente dall'Austria e dalla Norvegia piuttosto che dalla Svezia, in realtà proveniente dalla Lituania o dalla Repubblica Ceca. Sacchi di pellet destinato alla vendita privo delle indicazioni obbligatorie sull'identità del produttore come previsto dall'Unione Europea. Denunciato il titolare della società di Camisano Vicentino per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, segnalata infine la società per eventuali responsabilità amministrative.